È tutto pronto per la terza corsa, prova per buoni cavalli di 3 anni, vincitori da 5 a 15.000 euro in carriera, cifra più o meno limite per poi la partecipazione alle prove di gruppo in questa fase della stagione. Sopra i 15.000 si inizia a guardare alle prove di gruppo 3. E si va in partenza con i favori al gioco netti per Idra Palbar, Alessandro Gocciadoro, numero 4, parecchio insofferente la sua avversaria Ingrid Mail con il numero 3, Roberto Ruvolo, decisamente nervosa anche adesso. Si va in partenza. Non corre con l'1 Isabella Play, al 2 il Sogno of Brown Antonio Di Nardo, 3 Ingrid Mail Roberto Ruvolo, 4 Idra Palbar Alessandro Gocciadoro, 5 I Love Camara René Legati, 6 Iringo dei Rum Riccardo Pezzatini, gira indietro Ingrid Mail, che non voleva saperne di prendere il trotto, partenza richiamata con Ingrid Mail decisamente arrabbiata, nervosa, galoppa sul posto. Capiamo se può essere dovuto magari a un sottocoda messo male, mi sembra l'unica soluzione plausibile, altrimenti sicuramente scatterà provvedimento disciplinare per il driver. L'unico motivo di un galoppo così, in questo modo molto raccolto, può essere magari un sottocoda che dà fastidio, altrimenti vedo difficilmente altri potenziali problemi. Calla comunque parecchio irritata, la figlia di Natal Sheba, che non ha voluto saperne di prendere il trotto. Gli altri erano tutti diligentemente dietro le ali dell'autostart, partenza richiamata. Sono comunque tutti, sembrano abbastanza tranquilli, nonostante siano cavalli abbastanza inesperti, sono d'altronde ancora puledri, i 3 anni. Non sembrano aver risentito particolarmente della prima partenza richiamata, sono tutti raggruppati insieme sulla curva di destra, l'artiere accompagna Ingrid Mail, non sembra aver avuto particolari problemi ai finimenti, allora tra un attimo torneremo in partenza per questa terza corsa, con Ingrid Mail che gira ora per ultima e ritorna verso il suo posto. Sembra tutto pronto, i cavalli sono tutti nel corretto senso di marcia, Ingrid Mail viene accompagnata per un attimo dall'artiere che poi la lascia andare liberamente verso l'autostart. Ora di trotto vediamo se... niente, di galoppo anche adesso. Vuol saperne Ingrid Mail che Roberto Ruvolo prova a portare a gran velocità dietro l'autostart per vedere se cambia qualcosa, ma non mi sembra particolarmente intenzionata. Macchina in movimento di nuovo. Al 2 il Sogno of Brown Antonio Di Nardo, 3 Ingrid Mail Roberto Ruvolo, 4 Idra Palbar Alessandro Gocciadoro, 5 I Love Cama René Legati, 6 Iringo dei Rum Riccardo Pezzatini. Non c'è verso, Ingrid Mail non vuol saperne di vedere l'autostart e rimane lì. Partiti. È velocissima I Love Kama che prova a prendere la testa, al suo interno il Sogno of Brown che rientra. Si imbocca la prima curva con il Sogno of Brown al comando, I Love Kama che insiste. Idra Palbar in attesa degli eventi, sulla prima curva il Sogno of Brown ha respinto I Love Kama che riprende in mano per parcheggiare. Terza posizione per Idra Palbar, poi Iringo dei Rum. Sposta subito Idra Palbar. Dopo il lancio in 14,7 va a chiedere strada a il Sogno of Brown, la ottiene. 400 metri iniziali passati in 30 spaccati. Idra Palbar in vantaggio, seconda posizione per il Sogno of Brown, terza per I Love Kama, quarta per Iringo dei Rum, mentre si segnala che Ingrid Mail, una volta preso il trotto, sta inseguendo a buona velocità. Sotto le tribune per il passaggio con al comando Idra Palbar, con una trentina di metri buoni di vantaggio nei confronti del Sogno of Brown, primi 600 metri iniziali passati sul piede dell'1.13 e mezzo e anche gli 800, quindi parziali costanti veloci, quelli imposti da Alessandro Gocciadoro in salchi
alla figlia di FaceTime Bourbon. Primo chilometro in 1:14,4, Hydra Palbar di gran lena, il Sogno of Brown che ora prova a riavvicinarsi, Hydra Palbar che deve ripartire perché il Sogno of Brown arriva deciso, poi Ringo dei Room che prova a scavalcare I Love Kama, 3/4 di miglio in 1:29,8, sbaglia il Ringo dei Room, in vantaggio Hydra Palbar nella sua scia, c'è ora il Sogno of Brown, riaccelera Hydra Palbar che cambia nuovamente marcia all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Hydra Palbar che riguadagna terreno sul Sogno of Brown, Hydra Palbar nel finale viene a vincere molto bene, facendo anche buona misura, 1:14 spaccato, il Sogno of Brown è secondo, al terzo I Love Kama, 28,9 per gli ultimi 400 metri di corsa, 1:14 il ragguaglio, la figlia di FaceTime Bourbon della scuderia My Horse vince nettamente, la madre è la Oxwinner Tuscania Pal, vince veramente bene, Hydra Palbar che conferma la sua crescita, il Sogno of Brown diligente al secondo davanti ad I Love Kama.